Una Sicilia ostaggio di banche e finanze. Ammonta ad oltre 33 miliardi di euro il valore dell'indebitamento delle famiglie siciliane, con un debito pro capite pari a 6.605 euro. Palermo e Catania sono le province più indebitate in assoluto, mentre Enna ed Agrigento guidano la classifica del credito al consumo. Sono i dati pubblicati nel dossier di Federconsumatori Sicilia e si riferiscono a fine 2017. Una crescita dell'indebitamento in tutti i settori, fatto salvo un leggerissimo calo dei debiti nei confronti delle finanziarie. La voce di debito più alta in tutti i territori siciliani è sempre quella per i mutui casa. Agrigento, ad esempio, è passata dal 42% al 54%, come Palermo e Catania, ma è molto elevato e in costante crescita sulla provincia di Agrigento il ricorso al credito al consumo, un credito che viene erogato dalle banche e dalle finanziarie. Agrigento ed Enna mostrano i valori più bassi di indebitamento. La crescita generalizzata dei debiti delle famiglie non è un bel segnale. Lo ha dichiarato Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia. Sempre meno soldi in tasca ai siciliani, che sono costretti a ricorrere a banche finanziarie sia per comprare casa che per l'acquisto di beni di consumo. L'aumento del credito al consumo in particolare ci sembra ancora più allarmante, perché ingloba al suo interno anche prestiti per comprare beni di prima necessità. Ed infatti Federconsumatori Sicilia ha lanciato la campagna Servizio Trasparenza, dedicata al controllo della correttezza dei contratti di finanziamento stipulati negli ultimi 10 anni. I consumatori siciliani possono rivolgersi agli sportelli locali di Federconsumatori e controllare la correttezza delle loro pratiche di finanziamento e prestito. Qualora dovessero emergere irregolarità, Federconsumatori assisterà il cittadino consumatore al fine di ottenere l'eventuale rimborso del dovuto.